È il primo libro scritto da se stessa, su se stessa, e quindi era una novità che secondo me non poteva passare inosservata, e abbiamo l'orgoglio di dire che è stato fatto in Veneto, è stato fatto dall'Università di Padova, e quindi questa novità credo sia importante presentarla, ma soprattutto per le implicazioni che questi nuovi strumenti hanno nella vita nostra di tutti i giorni, perché non è solo nell'ambito della didattica dove abbiamo utilizzato appunto questo Lucrezia, questo nuovo interfaccia con gli strumenti generativi di intelligenza artificiale, ma è a qualsiasi livello della nostra attività politica, sociale, veramente della nostra vita quotidiana. E qui stiamo cercando di capire quali sono le implicazioni che avremo, mi viene a dire in futuro, ma in realtà il futuro sono le prossime settimane, i prossimi mesi, perché è rapidissima questa evoluzione, e quindi come utilizzare questi strumenti per creare benessere, per creare dei servizi nuovi, per creare un maggior benessere nelle persone. E non è semplice, perché cambia il lavoro. Tanti lavori non hanno più significato, mentre servono dei lavori nuovi proprio per utilizzare questi strumenti e per creare maggior capacità di dare risposte. E qui va interpretato questa cosa qui, e devo dire che è un po' disorientante, no? Sapere di avere in mano uno strumento così potente e capire come poter utilizzare ora, perché alla fine quello che succederà lo vedremo. Ma è veramente la rapidità del fenomeno che ci colpisce. Quindi ecco, questo l'ha definito un po' un gioco, un esercizio, però è potente, insomma, in 3 ore poter scrivere un libro di 500.000 di caratteri, secondo me è una cosa sorprendente, tradurlo in tutte le lingue e dare qualsiasi contenuto. Quindi ecco, come amministratori credo dobbiamo porci il tema come dobbiamo utilizzare questi strumenti e come possiamo farlo ora. E qui le risposte non le abbiamo ancora, le dobbiamo trovare un po' alla volta, e mi auguro, ecco, che riusciamo ad interpretare come è stato fatto nel mondo scientifico anche nel mondo dell'amministrazione e nel mondo del sociale, perché io credo che ci sia bisogno di avere strumenti nuovi. L'aspetto etico è sicuramente il tema fondamentale quando ci si approccia come cittadini, come utenti, come studenti a questo mondo che è in continuo cambiamento, in continua evoluzione. Si tratta di un contesto, quello etico, che è fondamentale. Perché? Perché soprattutto viviamo in un mondo, non solo in Italia, ma tutto il mondo privo di norme che regolano i modelli di intelligenza artificiale. Qui siamo in una sorta di vuoto legislativo che può essere colmato esclusivamente proprio seguendo quelli che sono i principi morali, i valori etici. Uno dei motivi per cui anche noi abbiamo scelto questo modello dentro questa architettura particolare, il modello si chiama Claude di Anthropic, è proprio perché Anthropic, quando è nata come azienda, è sempre statunitense, quando è nata ha creato quella che si chiama Constitution, una sorta di statuto dove i valori, i principi etici sono rimarcati. Questo è fondamentale per un'istituzione come la nostra, ad esempio come l'Università di Padova, che ha assolutamente a cuore quelli che sono i principi universali, i valori, i diritti dell'uomo, poter lavorare con un'azienda che ha a cuore altrettanto questi che sono proprio i principi cardine. Pertanto, da un lato noi tutti auspichiamo che ci siano delle norme precise, chiare, che ci dicono fino a dove ci si può spingere proprio anche nell'utilizzo di questi modelli. Dall'altro però abbiamo la certezza che è possibile in qualche modo proprio indirizzare appunto secondo quelli che sono il buon senso, i principi etici. Lucrezia non è un modello di intelligenza artificiale, ci tengo molto a specificarlo, è una piattaforma, un'architettura di intelligenza artificiale. È stata disegnata utilizzando le potenzialità di Amazon Web Services, che è il principale azienda che si occupa di cloud a livello internazionale. Noi abbiamo preso il meglio che c'è della tecnologia di Amazon Web Services, l'abbiamo implementato in Europa
perché Lucrezia è stata vive tra Francoforte, Dublino e Parigi, vive in maniera ovviamente virtuale, e all'interno di questa architettura appunto tecnologica europea abbiamo inserito un modello che è Claude di Anthropic, creando appunto un contesto che è totalmente chiuso. In questo senso tutti i nostri utenti dell'università possono tranquillamente caricare tutti i materiali che vogliono, e quando dico tutti, dico soprattutto i materiali quelli più delicati, quelli più riservati, quelli più soggetti alla privacy. Noi all'università abbiamo un contesto che è quello medico, quello clinico, che è assolutamente delicato, perché ci sono i nostri dati, quelli più sensibili nostri, ed è importante che noi garantiamo che siano non solo legalmente protetti, perché questo è un aspetto importante, ma non è quello. L'importante è che lo siano fisicamente, che lo siano eticamente protetti. In questo senso la nostra architettura è totalmente chiusa, blindata, in maniera tale che tutto quello che viene generato dal dialogo, viene caricato all'interno, rimane all'interno, e l'utente, il singolo docente, il singolo operatore può decidere in qualsiasi momento di cancellare, e cancella tutto. Queste sono delle potenzialità che rendono la nostra architettura unica, veramente anche da questo punto di vista della privacy e della sicurezza.